Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo con il sindaco Francesco Siviero per fare un po' il punto della situazione, naturalmente la situazione Covid, partendo da una delle notizie di stampa che ci dicevano di un focolaio nella RSA del paese. Registriamo, questo ci spiace, 18 casi di positività presso la casa di riposo Madonna del Vaiolo, qua di Taglio di Po, 18 casi di positività tra gli ospiti e 5 casi tra gli operatori. Queste, anche qua rileviamo i sintomi, sono sintomi lievi, oppure gli ospiti risultano anche asintomatici, e le positività sono state riscontrate attraverso normale attività di screening che viene fatta in maniera quotidiana presso la struttura. Quindi appena è stata rilevata la prima positività in un operatore, sono subito scattati tutti i protocolli, quindi sono stati tamponati, diciamo così, tutti gli ospiti e gli operatori in modo da poter rilevare le ulteriori positività e riuscire insomma a gestire tramite i rigidi protocolli che sono previsti sia a livello regionale che anche a livello della singola struttura di limitare insomma i danni e la proliferazione. Quindi la struttura è stata chiusa agli ospiti, alle familiari scusate degli ospiti, anche se era già scattato questo protocollo con l'aumento dei casi, e adesso teniamo monitorata la situazione in modo da riuscire a superare, anche grazie appunto alle rigide regole che ci siamo dati. Secondo punto, sindaco, per quanto riguarda le scuole invece? Anche la scuola in questo periodo sta subendo gli effetti di questa lunga ondata. Difatti abbiamo sia tra sorveglianza scolastica che tra quarantena, quindi la sorveglianza scolastica sono quei casi in cui i bambini e i ragazzi continuano a frequentare, però hanno una sorta di sorveglianza se ci sono la manifestazione di sintomi. La quarantena è quando invece sempre gli alunni rimangono a casa. Quindi tra sorveglianza e quarantena, quindi nelle due modalità, attualmente abbiamo 4 classi della scuola media, 4 classi dell'elementare Pascoli, 4 classi dell'elementare Stella, una sezione dell'infanzia Milani e 2 sezioni dell'infanzia nel complesso GB Stella. Quindi anche qua una situazione abbastanza pesante, perché oltre agli alunni ci sono anche qualche insegnante che risulta positivo. Ovviamente la sintomatologia, come ne parlavamo anche prima, è abbastanza lieve, però sta creando questa situazione un po' di problemi, soprattutto per quanto riguarda i numeri abbastanza elevati. E quindi, in conclusione? Quindi in conclusione continuiamo ad avere numeri abbastanza elevati. Fortunatamente, come si diceva, i sintomi sono lievi nella maggior parte dei casi o asintomatici, e quindi questo ci fa sperare in quella che potrebbe essere la prossima evoluzione di questa malattia. Vi invito comunque a tenere ben alta la guardia con i protocolli che ci siamo sempre dati, quindi l'utilizzo della mascherina anche all'aperto, l'igienizzazione delle mani e l'evitare gli assembramenti, e soprattutto per chi non l'avesse ancora fatto, di aderire alla campagna vaccinale in modo da poter proteggersi dai sintomi più gravi che la malattia può portare.